Un corteo pacifico di 5 trattori e 80 auto da Ospedaletto Euganeo, passando per Este fino a Vo, per sensibilizzare le istituzioni sull'ormai cronica emergenza causata da nutrie e cinghiali sui colli euganei e nella bassa padovana. Una manifestazione promossa dalle associazioni CIA e Confagricoltura, che hanno ricordato come la legge che regola la materia è del 1992 e deve essere aggiornata per raggiungere un punto di equilibrio. Capite, 92, 2001, 2021, 2022, 30 anni, le cose sono cambiate, sicuramente bisogna rivederla, quindi è necessaria una corretta gestione di questa fauna selvatica, capendo che il problema è sì per gli agricoltori ma è anche per il territorio stesso. Voglio ricordare che un turista, se deve fare delle scelte, sicuramente si documenta. Queste specie causano danni ingenti ai raccolti, hanno sottolineato gli agricoltori di CIA e Confagricoltura, che hanno sollecitato le autorità competenti, Regione e Parco Colli Euganei, a risolvere per sempre il problema. Il problema si risolve, si diminuisce, si lenisce solo e esclusivamente con un'attività di controllo che deve essere continuativa nel tempo. Ed è importante questa parola, è una parola fondamentale, continuativa. Ovvero devono esserci le sinergie di tutti gli attori che lavorano nel territorio. Presenti tra gli altri molti sindaci dei comuni interessati dall'annosa questione e i consiglieri regionali Venturini e Pan. Per Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura, il problema dei cinghiali sta diventando sempre più pressante anche fuori dall'area dei colli, dove gli animali si moltiplicano e si insediano tra le colture della pianura. Serve, ha chiesto, continuare con le catture senza fermarsi mai, nemmeno in inverno.